Si svolgerà in questo luogo My Music Day, un'iniziativa che si sta ripetendo anche quest'anno, considerando l'interesse che ha avuto nell'edizione precedente. Ecco, ne parliamo con i due ideatori, i due responsabili che stanno preparando appunto l'evento. È un'importante iniziativa che si ripete per la quinta volta. Musicisti da tutta la Sicilia, un meeting, una grande festa, come sempre troverete costruttori, liutai e tutto quello che può interessare il mondo della musica, dai videoclip a ovviamente la realizzazione di uno strumento musicale fatto interamente a mano dai mastri siciliani. La cosa bella è ovviamente che diventa un punto importante per tutti i musicisti appassionati come noi, o di professione o semplicemente per passione, che si ritrovano da anni in queste edizioni del My Music Day, ritrovandosi nel cuore della nostra terra. È qualcosa di incredibile che continua ad esistere. Quest'anno abbiamo anche altre adesioni per quanto riguarda gli stand e avremo anche il mercatino del vinile che comunque in questi anni sta riprendendo piede, quindi è di grande interesse. Ci saranno anche dei ragazzi che faranno dei videoclip, quindi abbiamo pensato anche a dei servizi connessi, diciamo, alla musica, quindi magari qualcuno volesse fare un videoclip o qualcosa del genere. Avremo il Museo Farfisa sicuramente, che è comunque una grossa eccellenza, quindi tutto il vintage degli anni 70. E siamo qua all'Area Studio, alla scuola di Area Studio di Villaggio Mosè, in Via dei Fiumi. Domani vi aspettiamo dalle 11 del mattino fino alle 20 di sera.